sempre nobile, Sempre offriva la bene a tutti. Guarda, e noi ai 39 anni che siamo qua, però ci manca tanto. Ci manca la presenza e la bontà. Disponibile, simpatico, gentile. Evelina e Gianni, proprietari del bar Evelyn di Via Dante a Milano, ricordano così Mauro Dal Corso, sconvolti dalla notizia della sua morte. Ritrovato nell'auto, cinture allacciate, nel sedile del passeggero dell'auto della sorella. La Renault Captur ripescata dal Sile. Il suo corpo accanto a Rosita, alla guida del mezzo. 55 anni lei, 52 lui, erano scomparsi da giorni, così come la madre, Maria Bovo, 77 anni, il cui corpo era emerso dalle acque del Sile soltanto pochi giorni fa. Un buon ragazzo, sì, no? Si comportava sempre bene, piaceva venire sempre qua perché noi li abbiamo tutti quelli che sono. Siamo un po' scossi, scusa, ma... No, li abbiamo sempre trattati bene, diciamo, anche se erano ragazzi che erano dal cinema di queste cose qua. Però diciamo gli piaceva venire, bene. lei gli faceva i toast, gli faceva tutte quelle cose che loro piacevano molto e Lui venivano anche qui. veniva a mettere fuori i tavoli. Sì, ci davano una mano. Ci davano mano, quando veniva ci aspettava e ci portava fuori i tavoli. Una famiglia che dopo la morte del padre aveva passato alcune difficoltà e Rosita aveva deciso di dedicarsi alle cure della madre anziana. Siamo persone che riconoscono l'importanza della famiglia come valore assoluto e la cosa più importante della vita, del vivere quotidiano in armonia e comprensione tra noi, scriveva Rosita nel 2023 su Facebook. Siamo una buona famiglia, vogliamo restare vicini e prenderci cura della mamma, scriveva. Purtroppo, continua il lungo post, succede di non riuscire a difendersi dalle cattiverie altrui. Rosita infatti in questi anni si era sacrificata per accudire la madre e il fratello, seguito dal centro di salute mentale di Milano. Dopo la notizia della morte tragica, le cui dinamiche sono ancora tutte da ricostruire, nella palazzina di Via Dante dove vivevano i tre nessuno vuole parlare. Guardi, non faccio il suo commento. Resta al giallo, dunque, sulle motivazioni che avrebbero spinto Rosita Dal Corso e il fratello Mauro a compiere il gesto estremo. Sarà solo l'autopsia a rivelare la verità. Ciò che si sa è che la presenza di Mauro in paese mancherà. Tanto. Immaginavate una cosa così? No, no. Noi Anche abbiamo perché conosciuto la siamo mamma, la bene. sorella, tutti quanti. No, ultimamente non abbiamo più visto la mamma e la sorella, però diciamo avevamo notizie sempre da parte di Mauro che ci diceva che stavano bene, che si comportavano Sua bene. mamma stava bene, sua sorella Quel stava giorno là bene. dovevano andare a mangiare fuori, mi aveva detto, era contento anche di andare a mangiare fuori insieme.